Un Veneto sempre più forte ma vecchio. È questa l'immagine data dall'ultimo rapporto statistico del territorio presentato a Padova. Si può parlare di una regione tra le più avanzate d'Europa dal punto di vista economico, ma formata da una popolazione a maggioranza di anziani anziché di giovani. Nel 2015 si era registrato un abbassamento del 20% della natalità in Veneto rispetto al 2008, una diminuzione che segna definitivamente la fine della fase di baby boom iniziata a metà degli anni 60. Il calo delle nascite interessa soprattutto le province di Belluno e Treviso, mentre Rovigo è il territorio meno fecondo della regione. Sono diversi però i fattori in cui va ricercata la spiegazione di questa diminuzione delle nascite. Oltre ai motivi economici dati dalla crisi che ci affligge dal 2008, un altro elemento che penalizza il desiderio di maternità è l'aumento della presenza di figure femminili all'interno del mercato di lavoro. Per questo risulta più basso il tasso di occupazione di donne senza figli in età fertile rispetto a quello delle donne con figli.